giravano. Ecco, Alfio Batti da questo punto di vista è uno che riesce a coniugare la dimensione della riflessione con quella della performance e quella della conoscenza della cultura dialettale. Grazie Sergio. Il conduttore è stato lo stesso professore Bonazinga, che ha così articolato in modo Ciasennesci. Questo io non me l'aspettavo, la cosa sempre, invece mi è piaciuta molto, ti ringrazio. Mi sono occupato di poesia siciliana e quindi Turiddu Bella è stato uno di questi poeti. Si dice che la lingua se la sceglie chi scrive, come un mascio si sceglie i ferri per poter travagliare, e i ferri fanno mascio. Come poeta poi riesce a trovare attraverso le parole il modo di come cantare e di divulgare il canto poetico. Qui ci troviamo davanti, diceva il professor Bonazinga, a Mogol e Battisti, sì, perché Turiddu Bella fu un mogol, c'era anche Nino Giuffrida, e io li definisco mogol dei cantastorie perché lì andavano a chiedere spesso una storia, e Luigi li fa pure per i matrimoni, per esempio, mantiene tante tradizioni Luigi con le dovute innovazioni, va detto, perché la storia continua. Allora, andavano a chiedere le storie, 50.000 lire, 100.000 lire, era un lavoro, e poi il cantastorie li portava in giro. Spesso si attribuiva al cantastorie quella storia, in realtà era stata scritta invece da un autore. Ora, qui ci troviamo questo binomio che ha fatto sempre successo e, come hanno detto prima di me, a livello forse fra le migliori espressioni di matrimonio artistico e intellettuale. Qui la parola si è fatta poesia, Turiddu Bella, e la poesia canto attraverso il nostro grande Orazio Strano, che da bambino vedevo, sai, alla fiera a San Gregorio, a Feroluni, quando c'erano gli allevatori che portavano San Gregorio di Catania, se portavano del Settecento gli animali, e lui si posizionava allo stesso modo, e poi c'erano gli agricoltori che compravano le cose, si fermavano lì, e io bambino, anziché andare a tiro a bersaglio, quando si giocava al tiro a bersaglio i portafogli dell'Inter, Juventus e Milan, io mi inceppavo lì e ascoltavo incantato quest'uomo che raccontava un mondo antico, epico per certi versi. E allora c'è stata questa divisione, però, come un concetto marxista nel passato, per dire marxista nel senso che ci fu una intelligenza italiana per ventennio e oltre che polarizzò un po' la cultura popolare italiana, e a loro si deve anche tanta divulgazione e valorizzazione. Si diceva che c'era una cultura predominante e una subalterna, così, e quindi una cultura della classe dominante, classe subalterna, la cultura dominante e la cultura subalterna. In realtà il popolo siciliano, che è straordinario e voi me ne date atto, possedeva nella sua filosofia, nella sua poesia, tutte le argomentazioni da staccarsi da tutto il resto delle egemonie. Per esempio, il popolo siciliano non aspettava Schopenhauer per sapere che ognuno di noi è ciò che ha dato, perché sapeva che più dugno, più sogno, lo sapeva già. Non è che aveva bisogno di una laurea in pedagogia per sapere che un uomo si forma da 0 a 18 anni, il carattere si forma, la personalità si sviluppa, e da 0 a 18 anni dopo lo sapeva, perché diceva il popolo siciliano: quando un picciotto a 18 anni non cammina a passo, aspettarlo avanti è tempo perso, sconchiuduto è, immaturo è arrestato tale e quale. Voglio dire che se ne liberava, non era necessaria questa cultura predominante, perché il popolo siciliano la possedeva. Sapeste quante cose ho imparato studiando le poesie popolari, anche quelle colte, dal 1250 ai nostri giorni ci sono 800 anni di produzione meravigliosa. E devo dire che la poesia, di cui Turiddu Bella era un grande esponente, perché Turiddu Bella dovete vederlo come un parnassiano, lui amava il bel verso. La poesia di Turiddu Bella è una poesia pulita, come se fosse stata passata al candeggio, perché non ha meno orpelli e qualche accento tonale in più nei versi endecasillabi, che sono perfetti. Tutti andavano a scuola da Turiddu Bella, sia per la metrica sia per l'endecasillabo e anche la poesia, perché i poeti siciliani, non lo voglio fare lunga, ma ci sono tante belle cose da dire stasera che si sono tavolati e non finissero mai. La poesia siciliana si è dato ai poeti una coinè dell'idioma siciliano, c'è una coinè. I poeti, se leggete Turiddu Bella senza dirlo,
da Palermo a Siracusa a Messina viene compreso, poi si dice dopo. Io certe volte metto 4 poeti diversi, di 4 culture diverse, analfabeti, semicolti, colti, palermitani, marsalesi, catanesi, eccetera, e poi lo dico dopo. Ma i corsisti, c'è qualche corsista qua, abbiamo Caterina, c'è Johnny, lo sanno, quando li ho tratti non in inganno, ma ho fatto vedere la differenza, ce l'abbiamo capito tutti. E perché? Perché scrivevano con una coinè dell'idioma siciliano, quindi c'è una lingua scritta, e diceva poco fa il professor Bonazinga, scritta, ma quella popolare era trasmessa oralmente, e quella popolare andava sempre accompagnata da una cantilena. Una volta cantavano tutti, si cantava la serenata, la mattinata all'amata, si cantavano le canzoni di sdegno, il carrettiere cantava mentre guidava col ritmo degli zocchero sottapanza, e i ciancianetti, a Massaia cantava, i pescatori cantavano, vedete la mattanza, tutti i canti, o i contadini, Capisata, Cavendemmia, cantavano, tutto veniva accompagnato, le mamme accompagnavano con le ninne nanne, i bambini cantavano. Una volta la gente cantava, oggi la gente non canta più. Magari murature, quando non si stiavano i casi, c'era il periodo degli anni 60, 70, c'era contentizia, la gente si portava avanti, cantavano mentre si stiavano a casa. Oggi non canta più nessuno. Perché? Perché parte di quel popolo è finito. Quel popolo finisce, ed io che mi adopero nella divulgazione, per questo mi hanno inserito nel registro, per divulgazione e promozione in giro, e non per particolare eccezionalità, però il popolo non c'è più, la borghesia è stata come ceto distrutto, il nostro interlocutore siete voi, un più scarso è diplomato, poi ci sono laureati e molti di voi sono addirittura docenti o ex docenti. Allora noi cantastorie, uno è Luigi, ci poniamo il problema: a chi dobbiamo rivolgere e come la nostra cultura siciliana, perché non si perda. Quindi benvenga un museo dove noi depositiamo il passato, per dirla con Alex Haley, no? Che era del Roots, quando Kunta Kinte sposò la protagonista, perché la scelse? Perché sapeva da dove veniva. Disse lei: mi sposo con Kunta Kinte perché sa da dove viene e quindi saprà dove andare. Mi colpì, allora ero giovinetto quando lessi questo libro. Ebbene, noi usiamo il museo, questa operazione meravigliosa che è stata fatta a riposto, si deve tutto diciamo così, il concetto sempre più sensibili nel tempo, perché io ho seguito Luigi, ci conosciamo da tempo e non sempre, spesso è stato un salmone, sempre conciavendo e solo, ma ora è circondato non da questo meraviglioso pubblico, ma da tante associazioni e soprattutto da una intelligenza che lo ha seguito, come l'Università di Palermo, come l'Università di Roma, attraverso il professor Bonazinga, Giordano e altri, e con le tesi di laurea, eccetera, perché si sa, e chiudo veramente, che Luigi continua. Allora che facciamo? Non ci saranno più altri grandi? Già ci sono. Beniamino Gigli, Luciano Tajoli, Claudio Villa hanno segnato un'epoca. E poi non ci fu Modugno, e poi non ci fu Vasco Rossi, ora Vasco Rossi è addirittura dimenticatoio, non ci sono gli altri, il mondo va avanti. Quindi benvenga questa grande operazione di salvataggio da un lato e divulgazione, perché tu hai la possibilità di vedere il passato, e al tempo stesso la continuità, che guarda caso nasce nello stesso paese, come se il seme non si è estinto per nulla, con Luigi, che è un cantastorie definito del 2000, ma un cantastorie che ha sposato, ha un piede nel passato e un piede nel futuro. Grazie.